Serve appunto investire molto nel welfare nel senso integrato, cioè la previdenza deve rientrare in un progetto di welfare integrato. Non possiamo immaginare la previdenza come una volta in un mondo del lavoro fordista dove molto stabile, che vedeva un lavoro stabile e vedeva poi alla fine una previdenza che si agganciava negli ultimi anni della vita. Dobbiamo invece immaginare una vita del lavoratore completamente integrata e quindi con interventi che bisogna fare già durante la vita lavorativa, sia dal punto di vista del welfare to work per garantire l'occupazione e l'occupabilità, sia dal punto di vista della previdenza. I sistemi contributivi di oggi chiaramente sacrificheranno molto l'adeguatezza della prestazione. Il lavoro frammentato, quello dei somministrati, quello dei professionisti è un lavoro che chiaramente si rifletterà sulla contribuzione, quindi con minori contributi, con vuoti contributivi che devono essere colmati. Da un lato occorre individuare misure per sostenere i lavoratori dipendenti e indipendenti durante questi buchi reddituali e contributivi, dall'altro lato occorre intervenire anche con misure volte ad incrementare l'adeguatezza della prestazione previdenziale. Quindi tutto ciò che serve per incentivare i giovani all'iscrizione alla previdenza complementare è fondamentale. Servono interventi delle istituzioni regionali, come sta facendo oggi la Regione Veneto, serve una maggiore responsabilizzazione da parte delle parti sociali. Non possiamo pensare di abbandonare generazioni di lavoratori a un futuro che rischierà di essere molto debole e precario dal punto di vista della prestazione previdenziale, oltre che dal punto di vista sanitario, della long term care e anche della cura e dell'intervento in caso di non autosufficienza.